Dal sigur chialan maman, Si pues imparar il furlan. tant plui biela le imparà. Se par falo si pues giua. L'argomento di UE è... La lezione di UE si intitola Gli adjetivi e i pronoms possessivi. I possessivi accoventano per indicare di cui che è una robe o una persone. Gli adjetivi e i pronoms possessivi sono compagni, ma gli adjetivi possessivi si chiamano così perché fanno in compagnia di un no, oppure si chiamano pronoms possessivi quando il no non è, dunque il pronome sta al pues dal no. Gli adjetivi e pronoms possessivi masculini singolari di prime persone singolari sono il gno, di seconde persone singolari il to, di terze persone singolari il so, di prime persone plurali il nestri, di seconde persone plurali il vuestri, di terze persone plurali il loro. I femminili singolari di prime persone singolari la me, di seconde persone singolari la to, di terze persone singolari la so, di prime persone plurali la nestre, di seconde persone plurali la vuestre, di terze persone plurali la loro. Dunque, i masculini singolari sono il gno, il to, il so, il nestri, il vuestri, il loro. E i femminili singolari sono la me, la to, la so, la nestre, la vuestre, la loro. I masculini plurali di prime persone singolari sono i miei, di seconde persone singolari i tiei, di terze persone singolari i siei, di prime persone plurali i nestris, di seconde persone plurali i vuestris, di terze persone plurali i loro. Dunque, i masculini plurali sono i miei, i tiei, i siei, i nestris, i vuestris, i loro. I femminili plurali di prime persone singolari sono lis mees, di seconde persone singolari sono lis tos, di terze persone singolari sono lis sos, di prime persone plurali sono lis nestris, di seconde persone plurali sono lis vuestris, di terze persone plurali sono lis lor. Dunque, i femminili plurali sono lis mees, lis tos, lis sos, lis nestris, lis vuestris, lis lor.